Gentili telespettatori, tifosi di tutto il mondo, tifosi vicini, tifosi lontani, ma soprattutto tifosi napoletani, bentornati in questa nuova diretta. Il Napoli, gli azzurri, quindi che eliminano il Cagliari agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo 5 anni di digiuno. Dalla Coppa Italia usciamo finalmente ad arrivare ai quarti di finale battendo appunto il Cagliari ai calci di rigore, una partita molto sofferta da parte degli azzurri, un primo tempo direi magistrale, fatto molto giocato bene dagli uomini di Antonio Conte. Secondo tempo ci siamo un po' addormentati, ma molto probabilmente il Napoli ha giocato così anche secondo me per comunque appunto conservare un po' conservare appunto insomma per preservarsi in vista della partita contro la Juventus domenica al Maradona. Gara che è stata secondo me impostata molto bene dal Napoli, come già detto prima nella prima parte di gara. Il Napoli era anche passato in vantaggio con un gran colpo di testa da parte di Lorenzo Lucca, che finalmente si è sbloccato, segna il suo secondo gol con la maglia azzurra dopo quello al Pisa, sempre al Maradona. Un bello stacco di testa, Caprile forse un po' male su quello stacco, forse avrebbe potuto far di meglio per proteggere i pali, però comunque secondo me Lucca è stato molto bravo lì ad anticipare il difensore bene di testa. Sul cross poi al debutto da parte di Vergara, che insieme a Ambrosino hanno debuttato in Coppa Italia con il Napoli. Meglio Vergara secondo me di Ambrosino un po' evanescente, direi invece il giovane Vergara comunque ha dimostrato secondo me le sue qualità tecniche e tattiche. Vabbè che comunque giocavamo con una modesta squadra come il Cagliari, però comunque ha fatto secondo me una buona partita, una bella prestazione. Nel secondo tempo non sappiamo cosa è successo, io credo che il calo non sia stato nemmeno qualcosa a causa appunto di stanchezza, ma credo che il Napoli si sia anche voluto un po' preservare in vista della sfida contro la Juventus di domenica e cercare di non sprecare troppe energie. Fatto sta che però da una palla persa da Lucca e un passaggio deviato da McTominay è arrivato poi il pareggio del Cagliari da parte di Esposito, che ci ha poi portati ai calci di rigore, dove il Napoli poi è riuscito alla fine a battere il Cagliari nel finale, con Luvumbo che appunto ha sbagliato il rigore decisivo, e poi è stato trasformato in rigore perfetto da parte di Alessandro Buongiorno, che ha portato il Napoli ai quarti di finale, che ricordiamo affronteranno la vincente di Fiorentina a Como, e vedremo il Napoli cosa riuscirà appunto a fare, se riuscirà appunto ad andare in semifinale. Ovviamente lo scopriremo poi un po' più in là, visto che queste due si affronteranno comunque il 27 gennaio del prossimo anno, del 2026. Una gara comunque direi da parte del Napoli giocata molto bene, affrontata molto bene, con qualche passaggio di troppo, qualche incertezza, però tutto sommato comunque l'importante era ritornare dopo un po' di tempo ai quarti di finale in Coppa Italia, perché era da tempo che uscivamo sempre agli ottavi e non riuscivamo a superare questo maledetto turno di Coppa Italia. Quest'anno finalmente dopo 5 anni ci siamo riusciti, andiamo ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo appunto anche l'eliminazione con la Cremonese, ricordate, col Frosinone, clamorose le ultime comunque uscite da parte del Napoli in Coppa Italia, e poteva risuccedere, visto anche poi oltretutto l'errore di Neres, che ci ha poi portati ad allungarci un po' e a metterci un po' in ansia. Rigore perfetto trasformato dal grande Milinkovic-Savic, anche oggi protagonista di una grandissima prestazione, di una grande prova da leader, che sta dimostrando veramente tutte le sue qualità. Il ragazzo veramente, ragazzi, è un grande portiere, perché sa fare bene i lanci lunghi, sa tirare anche i rigori, e vedete comunque è un portiere di grande esperienza, e sta sostituendo bene Alex Meretti, che gli auguriamo presto una pronta guarigione e un presto ritorno in campionato. Quindi detto questo, ragazzi, ora concentriamoci al meglio per la sfida di domenica. Forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli!
voglio un Maradona grenito domenica, voglio un Maradona grenito, 11 leoni a sostenere il Napoli nella vittoria contro la Juventus, perché una vittoria contro la Juventus potrebbe portarci per una notte al primo posto in attesa di Torino-Milan, con il Milan che oltretutto stasera è stato eliminato dalla Coppa Italia contro la Lazio. Quindi forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli e forza Granata lunedì contro il Milan. Ciao ragazzi!